Buonasera, buonasera dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, dove tra qualche minuto avrà inizio il derby lombardo-veneto tra Vicenza e Cremonese. Per il commento tecnico di questa sfida, accanto a me Paolo Tramezzani. Buonasera Paolo. Buonasera Beppe, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Che tipo di partita dobbiamo attenderci questa sera secondo te? Una partita importante per entrambe le compagini. Sicuramente arriva molto meglio il Vicenza, reduce da 11 risultati utili consecutivi. Dall'altra parte una corazzata, una squadra costruita per vincere e dominare questo campionato, che è ultimamente un po' in difficoltà. Complice la sfortuna, complice magari qualche errore di troppo individuale, qualche infortunio, ma credo che entrambe le squadre stasera comunque giocheranno per vincere, perché è importante portare a casa i 3 punti. Ricordiamo che in classifica attualmente la Cremonese è quarta con 20 punti all'attivo, a 2 lunghezze c'è il Vicenza che però ha 4 punti di penalizzazione, 4 punti che hanno pesato soprattutto all'inizio del campionato della squadra di Lopez. Sì, anche parlando prima della partita proprio con l'allenatore Giovanni Lopez, spiegando le motivazioni soprattutto di questo inizio di stagione difficile, oltre alla penalizzazione anche il fatto di aver perso la categoria, la Serie B l'anno scorso, può aver influito a livello psicologico su questi ragazzi, la maggior parte dei quali sono rimasti comunque in questa squadra. Dopo un inizio difficile comunque è emerso il carattere, è venuto fuori un buon gioco, una squadra che ha molto equilibrio, una squadra che difende in 11, attacca in 11, e quindi credo sia difficile stasera per la Cremonese. La Cremonese stasera deve fare una super partita per portare a casa un risultato positivo. Il lavoro da bordo campo sarà curato da Lucio Michieli, allora andiamo da lui. Buonasera Lucio. Sì, buonasera a tutti voi. Allora vi dico subito che la temperatura è vicina allo zero, fa molto freddo qui allo stadio Menti, il terreno è in discrete condizioni, un po' scivoloso e noi andiamo subito a sentire le parole di Torrente e Lopez. Non è un momento positivo per la Cremonese, ma stasera la super sfida con il Vicenza. Sì, una sfida importante contro una squadra che è in salute, sta facendo molto bene. Noi veniamo da 2 pareggi, abbiamo perso dei punti e questa sera cerchiamo di fermare diciamo, questo Vicenza che sta andando veramente forte. Diceva delle assenze. Sì, abbiamo assenze, infortuni, ha bruscato Martinarini e Visconti squalificati, ma sicuramente chi giocherà farà bene. Qual è l'obiettivo della squadra? Quello di vincere, quindi proveremo anche con questo Vicenza a cercare di vincere. Ripeto, veniamo da 2 risultati, 2 pareggi e stasera vogliamo far bene. Il Vicenza va molto bene e chiede alla Cremonese continuità per salire sempre di più in classifica. Sì, veniamo da 11 risultati utili consecutivi, la squadra sta giocando un buon calcio, stanno bene in campo, è una squadra che adesso ha entusiasmo a giocare, ha trovato autostima dopo un periodo iniziale non brillante dovuto anche alle vicissitudini degli anni passati. Ma non vogliamo risolvere i problemi della Cremonese, questo è scontato, perciò vogliamo che la Cremonese continui a avere problemi, poi eventualmente potrà risolverli dalla prossima partita. Come ha trovato la quadratura per questo Vicenza? La quadratura, i giocatori ci sono, i giocatori sono giocatori buoni per questa categoria, anche importanti. È ovvio che venivano da 2 retrocessioni consecutive negli ultimi 10 mesi, avevano l'abitudine alla sconfitta. E questo non può andare bene per chi fa dello sport. La quadratura l'ho trovata dandogli autostima, facendoli giocare, poi i risultati sono venuti, la gente ci comincia a stare vicino come ha sempre fatto, insomma penso che queste siano le cose fondamentali perché riescano certe cose. Con parecchi giovani da lanciare. Sì, parecchi giovani da lanciare, insomma non abbiamo paura a lanciarli, visto che le prime partite ufficiali abbiamo lanciato Sbrizza e Lasni, perciò voglio dire, se meritano gioco, questa è un po' la nostra filosofia e oggi rigiocano ancora altri 2, perciò voglio dire non è un problema lanciarli. E abbiamo sentito i 2 tecnici, stiamo vedendo ora i tifosi infreddoliti del Vicenza, una serata come ci ha detto anche il nostro Lucio Micheli da bordo campo sulla quale la temperatura rigida si fa sentire. Abbiamo sentito dai 2 allenatori parlare di giocatori, di alcuni singoli, allora andiamo a vedere
le formazioni scelte dai due tecnici, partendo come sempre per motivi di ospitalità dalla formazione della Cremonese che si schiera con il 4-3-3. Stiamo vedendo lo schieramento. A te Paolo. Sì, due esterni, due terzini, Avogadri da una parte e Bergamelli dall'altra, molto bravi a fare anche la fase offensiva, molto attenti a mantenere comunque una giusta copertura. Sui due centrali di esperienza Minelli e Abbate, a centrocampo Loviso il playmaker, il classico mediano, interni di centrocampo Ormellino a destra, Palermo a sinistra, il tridente composto dalla prima punta Brighenti, molto bravo, molto abile a creare gli spazi per gli inserimenti dei due esterni, Casi da una parte e Caridi dall'altra. Per quanto riguarda il Vicenza, in ordine di numero, Ravaglia, Padalino, Gianni, Castiglia, El Hasni, Camisa, Mustacchio, Sbrissa, Tulli, Giacomelli e Di Matteo per questo schieramento. Sì, classico 3-5-2 con i tre difensori centrali, vista comunque anche l'assenza di altri difensori puri stasera in panchina, quindi è stato costretto l'allenatore di Vicenza a rischiarare questa formazione, che secondo me è la formazione giusta per qualità, per quanto ha fatto vedere sino a questo momento la squadra. 5 centrocampisti, gli esterni Mustacchio Di Matteo, abbiamo Castiglia davanti alla difesa, Padalino a destra, Sbrissa a sinistra, e davanti le due punte Giacomelli e Tulli, due punti di movimento, due punte ai quali piace giocare molto palla a terra, fraseggio, si trovano molto bene. Ricordiamo che in panchina comunque Lopez può disporre di un attaccante come il nostro Boni. Intanto le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo agli ordini, lo ricordiamo, del signor Gianluca Sacchi di Macerata. Il primo assistente è Fabio Agar di Trieste, Lucia Abruzzese di Foggia. Secondo assistente di questa sfida, una sfida importante come detto per la classifica per tutte e due le squadre che hanno avuto un andamento diverso in campionato, hanno patito tutte e due le formazioni però tanti infortuni e tante assenze che hanno condizionato il campionato di queste due formazioni. Paolo. Sì, problemi, infortuni sia da una parte che dall'altra. Basti dire che appunto il Vicenza ha potuto convocare per questa partita soltanto 3 difensori. Sì, questa è purtroppo una scelta tattica dettata dalla grande emergenza che il Vicenza è abituato purtroppo a dover sopperire dalla prima giornata di campionato. Non è stata molto più fortunata dall'altra parte la squadra di Torrente, che anche lei nei momenti decisivi ha perso i giocatori importanti. E ritengo che perdere a Bruscato fino alla fine della stagione, sul quale si era puntato veramente molto, potrebbe penalizzare davanti questa squadra. Brighenti è molto bravo, è molto giovane, è un altro tipo di giocatore. Io sono convinto che queste due squadre, una volta che recupereranno tutti gli effettivi, potranno continuare a fare molto bene. Intanto noi ci fermiamo, un minuto di raccoglimento doveroso alla memoria di Nelson Mandela. Ricordato lo statista e storico leader del movimento anti-apartheid del Sudafrica, di cui è stato anche capo di Stato, un personaggio della caratura internazionale, mondiale, straordinaria come Nelson Mandela. Torniamo a parlare di cose, se vogliamo, più piccole, ma per noi questa sera importanti, Paolo, di questa sfida lombardo-veneta tra Vicenza e Cremonese, con il primo pallone che sarà giocato dalla Cremonese. Come vedete sono ben 8 i giocatori della Cremonese schierati sulla linea di centrocampo, ma l'aggressività del Vicenza costringe la formazione ospite subito a ripartire da dietro. Tentativo di andare in profondità della squadra di Torrente. Si combatte subito a centrocampo con pallone che finisce in fallo laterale. La prima rimessa è per il Vicenza, effettuata da Di Matteo. Ricordiamo anche che gli scontri diretti, i precedenti in casa del Vicenza tra queste due formazioni sono 9, 1 in Serie A, 8 in Serie B. Ci sono
5 vittorie e 4 pareggi per il Vicenza, che è imbattuto in casa contro la Cremonese, e quello di questa sera è il primo confronto in Lega Pro tra le due squadre in casa del Vicenza. Se n'è andato il primo minuto di gioco con la formazione di casa che va sul fondo, riesce a mettere al centro un buon pallone che viene allontanato dai difensori della Cremonese, il gran destro che finisce sul fondo da parte di Castiglia. Sì, ottima questa incursione subito sull'out di sinistra, è stato un rinvio corto da parte della difesa della Cremonese, molto bravo il giocatore vicentino a controllare la palla e calciare immediatamente. E dunque subito da registrare sul nostro taccuino al secondo minuto un gran tiro di Castiglia che è terminato sul fondo. Si prepara quindi Bremez a rimettere in gioco con i piedi, pallone recuperato da Gianni, poi davanti non riesce a controllare Giacomelli, intervento liberatorio da parte di Camisa, pallone ancora in direzione di Giacomelli che alza la gamba, interviene con un po' di ritardo il direttore di gara a fermare il gioco, aveva fatto proseguire l'azione. Questo è l'intervento di Giacomelli che ha chiesto immediatamente scusa all'avversario, si trattava di Bergamelli. Buon pallone giocato ora da Armellino, Armellino si incunea, poi non si intende con Brighenti, pallone che finisce sul fondo. Cominciano a farsi sentire i tifosi del Vicenza. Vicenza, come detto, ha un andamento straordinario in campionato. L'ultima sconfitta risale alla quarta giornata, quando perse il derby veneto con il Venezia per 2-1. E da lì sono cambiate le cose, la squadra ha ritrovato subito compattezza, è cresciuta molto, ha tirato fuori la personalità, la qualità. Questa squadra non manca in tutti i reparti, una squadra davvero che ha dimostrato comunque nelle ultime partite di potersela giocare con tutti, basando un gioco molto semplice, molto lineare, è uscita da un momento di difficoltà e credo che in questo momento sia una delle squadre più in salute di questo girone. Cremonese in area di rigore, prova a girarsi Caridi, la sua conclusione è stata ribattuta. Mustacchio per la ripartenza del Vicenza, lo stesso numero 7 biancorosso viene preso in controtempo da un compagno, ma riesce a recuperare il tempo e il possesso di palla. Uscito molto alto in questa circostanza il centrale Minelli, è stato molto bravo a leggere in anticipo le intenzioni dell'avversario, ha portato immediatamente pressione individuale, riuscendo ad intervenire proprio al momento giusto. Seguiamo questa azione della Cremonese, poi andremo a Bordocampo dal nostro Lucio Micheli per sentire quelle che sono le prime indicazioni dei due allenatori. Intanto va sul fondo Brighenti, mette in mezzo un buon pallone che viene allontanato dai difensori del Vicenza. Pallone controllato ora da Tulli che si gira bene, cerca collaborazione, la trova in Giacomelli. Giacomelli si accentra, si allarga invece Tulli che ha spazio davanti a sé, entra in area Tulli, il suo destro deviato, pallone che viene poi allontanato dai giocatori della Cremonese. Bordocampo, Lucio Micheli. Sì, grandi indicazioni da parte di Torrente che chiede ai suoi di salire, di non dare campo al Vicenza. Cremonese già in difficoltà in fase difensiva. Sì, è giusto, è quello che l'allenatore sta chiedendo ai suoi ragazzi in questa partita, ma non solo. È una squadra cremonese, quando ha il pallino del gioco in mano, riesce a gestire e a venire fuori molto bene, anche con delle giocate molto interessanti. E in fase difensiva invece, in fase di interdizione, quando perdono la palla non riescono a riabbassarsi immediatamente, concedono quello spazio che stasera potrebbe essere veramente letale. Cremonese che non ha segnato nelle ultime 3 partite giocate in casa del Vicenza, collezionando un pareggio per 0-0 e 2 sconfitte 1-0. Ricordiamo che il confronto più recente è stato quello del secondo turno di Coppa Italia giocato il 9 agosto 2009, vittoria della Cremonese per 2-1. Brighenti, pallone giocato ora da Caridi che deve resistere alle cariche degli avversari, riesce ad andare sul fondo e a mettere al centro un buon pallone sul quale è attento però Ravaglia, presa alta
fa ripartire l'azione del Vicenza, che si allunga però il pallone con Mustacchio. Casoli ha lasciato a Loviso, sale ora anche Avogadri, mette in mezzo il pallone per Brighenti che salta un avversario, la conclusione centrale, non impensierisce Ravaglia ma si è fatto vedere molto bene nei movimenti in area di rigore il numero 9. È molto bravo, sì, è molto bravo a trovare lo spazio in queste situazioni di gioco. È stato bravo a controllare il pallone con davanti l'avversario, se l'è spostato, forse ha aspettato un po' troppo per calciare, ha consentito al portiere di posizionarsi, un tiro abbastanza debole e centrale. Qua possiamo rivedere l'azione, qua si sposta la palla, supera l'avversario, poi il calcio era un po' scordinato. Ottimo comunque anche il movimento iniziale da parte di Caridi, che sta giocando sull'out di destra, è molto bravo, cercherà di attaccare uno dei tre centrali del Vicenza, in questo caso su di lui c'è in prima battuta Gianni, e credo che da questa parte comunque il Vicenza deve stare attento, perché anche il numero 2 Avogadri e Merlino sono molto bravi a fare la fase offensiva. Le indicazioni di Lopez, che chiede ai suoi di usare tutto il campo, soprattutto in ampiezza. Sì, punta molto Giovanni Lopez a cercare di sfruttare comunque le fasce laterali, giocare in ampiezza e soprattutto non tenere la posizione statica, muoversi, e questo è un lavoro che devono fare soprattutto gli esterni offensivi per consentire ai propri compagni comunque di trovare lo spazio lasciato libero. Con le mani ora Avogadri chiede collaborazione ai compagni, cerca lo scambio con Casoli, riesce ad andare al traversone che viene intercettato però dai difensori del Vicenza, che poi sono un po' in difficoltà a venire fuori con il pallone anche per il pressing portato ancora da Casoli, che poi va a commettere fallo in attacco. È intervenuto il signor Sacchi a comandare un calcio di punizione in favore del Vicenza, che sarà affidato a Bremez. La Cremonese in questa fase della partita molto aggressiva, lo sta facendo bene con gli esterni, ma soprattutto con Palermo e Loviso, che riescono ad andare a prendere l'uomo nella propria metà campo. Attenzione adesso a questa azione. Buono il controllo e il passaggio in profondità, un po' troppo profondo per lo scatto di Tulli. Il passaggio era giusto, così come l'intenzione, forse era un po' troppo veloce, non è stato molto attento inizialmente Tulli a partire magari prima, ma è stato molto bravo il numero 5 centrale Abate, anticipare la chiusura, mettersi comunque davanti all'avversario a proteggere il pallone. Sul servizio in profondità di Padalino, intanto c'è un intervento irregolare a centrocampo. Sì, c'è Caridi a terra, ma intanto vi do questa indicazione, c'è Torrente qui che si sbraccia all'indirizzo dei suoi, non è soddisfatto della prova fin qui, soprattutto del centrocampo. No, secondo me il centrocampo invece sta operando abbastanza bene, abbiamo visto un paio di circostanze magari essere troppo alto rispetto alla linea difensiva, o la linea difensiva essere troppo bassa. Ecco, se la Cremonese riesce comunque a tenere la squadra corta, ogni volta che riconquista palla ha la qualità per fare male a questo Vicenza, però sino a questo momento comunque i tre centrocampisti non mi sono dispiaciuti. 10° minuto del primo tempo, 0-0 al Menti tra Vicenza e Cremonese, con gli ospiti che usufruiscono di un calcio di punizione con pallone messo in area, intercettato dai giocatori biancorossi, che provano la ripartenza immediatamente con Tulli, che viene preso però nella morsa dei difensori della Cremonese. Fanno buona guardia Abate e Minelli, pallone che arriva poi ad Armellino, quindi il lancio per Brighenti, che era scattato anche con un attimo di anticipo. Si era alzata la bandierina del primo assistente Fabio Agar di Trieste. Il direttore di gara ha lasciato giocare perché aveva il vantaggio il Vicenza. Pallone recuperato da Loviso, Palermo dietro per Minelli, quindi il lancio di Avogadri. Brighenti è stato ben controllato da Gianni nell'occasione. Vicenza che ricomincia dal proprio portiere Ravaglia, anticipato Padalino, El Hasni, la verticalizzazione poi da parte di Gianni, sale Sbrissa, pallone largo per Mustacchio, si inserisce anche Padalino, ma per vie centrali, però il numero 7 biancorosso
pallone che viene messo in fallo laterale dai difensori della Cremonese. Molto bene nel movimento Padalino a cercare di aprire la difesa avversaria, ha consentito comunque l'inserimento centrale di Mustacchio, che è un bravissimo giocatore, molto bravo sia a giocare a destra che a sinistra, ha bisogno di campo, ha bisogno di essere servito in velocità. Stasera non sarà facile perché di fronte a lui si trova un giocatore come Bergamelli che è molto bravo ed è migliorato tantissimo nella fase difensiva. La grande personalità di Sbrissa, i complimenti da parte di Lopez, c'è Di Matteo quasi sempre a sostegno. È vero, stanno lavorando molto bene sulla catena di sinistra questi due giocatori, tanto giocatori giovani. Lopez ha grande considerazione nei loro confronti, sono convinto che comunque da loro possano nascere delle azioni molto pericolose. Casoli, il suo lancio per Caridi che punta all'uomo, non si fa sorprendere però El Hasni, riesce a giocare anche il pallone indietro all'indirizzo di Camisa che poi va al rilancio, quindi un tiro cross che finisce in fallo laterale. Ha fatto bene Palermo a provare la conclusione da quella distanza, lui che comunque è dotato di un notevole tiro, molto forte, potente, preciso, è stato il migliore probabilmente nella partita di domenica scorsa in casa con la Carrarese, dove la Cremonese, ricordiamolo, vinceva 2-0 e in 2 minuti si è fatta recuperare, ha buttato via 2 punti al termine comunque di un'ottima prestazione, direi. Intanto il tentativo di Brighenti che non inquadra lo specchio della porta di Ravaglia, che potrà quindi andare tranquillamente alla rimessa con i piedi, lo fa giocando su Gianni che si affida al proprio capitano Camisa, il numero 6 a portare avanti palla, poi a servire ancora Gianni. Largo c'è Di Matteo che riceve sul lungolinea. Stanno giocando molto adesso dietro lo scorrimento palla, soprattutto con Gianni, lui che nasce terzino sinistro, può giocare in tutte le posizioni, ha giocato anche a centrocampo, cresciuto nelle giovanili dell'Inter questo ragazzo, un ragazzo molto affidabile, nonostante sia un difensore, quindi bravo soprattutto nei principi di marcatura, anche col pallone tra i piedi, un ottimo calcio, riesce di solito anche da metà campo a mettere in porta direttamente i compagni di squadra. Giacomelli cerca Tulli che viene anticipato, poi con calma Loviso tocca dietro per Bremez che va al rilancio, il colpo di testa di Camisa in anticipo su Brighenti, pallone che diventa giocabile in attacco per Mustacchio che è il suo bel da fare con Bergamelli, la deviazione in angolo e c'è il primo tiro dalla bandierina in favore della formazione di casa al 14° del primo tempo. E vengono a saltare tutti e 3 i difensori centrali. Indicazioni feroci da parte di Torrente all'indirizzo soprattutto di Caridi e Brighenti, che devono dare profondità, si devono alzare e provare il contropiano. Intanto si deve difendere la Cremonese con il Vicenza che non riesce a sfruttare questa palla inattiva, un rimpallo ha ingannato Gianni che non è riuscito a controllare il pallone. Ha fatto un ottimo movimento, un difensore centrale ha attaccato il primo palo, gli altri 2 comunque hanno sfruttato lo spazio lasciato libero sul secondo, la palla è arrivata lì, come dicevi giustamente tu Beppe, è stata spizzata e quindi non sono riusciti ad arrivare a colpirla e indirizzarla verso la porta. È fondamentale, come diceva prima Lucio da bordo campo, che nel modulo di gioco, nel 4-3-3 di Torrente, gli esterni facciano quel tipo di lavoro, non devono mai fermarsi, devono cercare di rientrare, quando hanno la palla cercare di stringere il campo, di servire il punto di riferimento che è Brighenti, in modo tale che si riesca a sfruttare anche l'inserimento, la gamba, la corsa dei 2 interni di centrocampo, Palermo da una parte e Armelino dall'altra. Rilancio da parte di Camisa che è stato intercettato proprio da Palermo, che è riuscito a servire Avogadri, poi sul lungolinea lotta a Casoli che riesce a mettere al centro un pallone troppo in profondità direttamente nella zona di competenza di Ravaglia. Riparte il Vicenza a cercare sempre Tulli, prova ad allargare per l'inserimento di Padalino, pallone che aveva però oltrepassato la linea laterale. È arrivata la segnalazione della signora Lucia Abruzzese, quindi il direttore di gara, il signor Sacchi di Macerata, ha concesso la rimessa laterale alla Cremonese
poi a sua volta si porta il pallone oltre la linea, questa volta con le mani. Riprenderà il gioco la formazione di casa, tanto Ravaglia deve mettere fuori il secondo pallone che c'era in campo. Fanno movimento i giocatori biancorossi per dare l'opportunità del passaggio. Il compagno che si era incaricato della rimessa con le mani. Gioco immediatamente allargato a cercare Di Matteo, troppo in profondità, però ha fatto buona guardia a Avogadri, che ora si ripropone anche in avanti. Lo scambio con Casoli, pallone toccato da Camisa. C'era stata una finta di Brighenti per il tentativo di inserimento da dietro di Armellini. Avogadri in mezzo, pallone allontanato da Gianni. Un po' di incertezza da parte di Abate, costretto addirittura ad uscire fuori dalla propria area di rigore. Il portiere spagnolo di nazionalità uruguaiana Bremez, ma c'è stata una spinta alle spalle da parte di Tulli su Abate. Le indicazioni di Lopez sono per Castiglia, adesso in possesso palla, chiamato a giocare facile. Soprattutto in quella posizione che occupa davanti alla difesa, un punto di riferimento importante, quindi da lui si aspettano geometrie semplici, giocate se possibile di prima, non rallentare troppo il gioco e magari nei momenti difficili è importante la sua gestione. Va bene il possesso palla, ma quando c'è la possibilità comunque cercare di verticalizzare il prima possibile. Gianni ricomincia da dietro, da capitan Camisa. Ancora Gianni. Cremonese tutta raccolta nella propria metà campo. Sbrissa. Di Matteo ancora dietro per Gianni. Pallone nuovamente giocato da Giacomelli, quindi l'intervento in anticipo da parte di Abate. Va a recuperare El Hasni, difensore franco-tunisino, che non è riuscito a servire con precisione un compagno. Vicenza che guadagna comunque una rimessa laterale. Da queste immagini, Beppe, possiamo vedere chiaramente come la Cremonese in questo momento lascia giocare la linea difensiva avversaria. L'unico giocatore che mette ogni tanto pressione individuale è Brighenti. Abbassi 2 attaccanti esterni proprio per sopperire l'inferiorità numerica a centrocampo. E credo che sia quello il reparto più importante, dove devono funzionare molto bene i meccanismi, perché altrimenti la Cremonese rischierebbe sempre di trovarsi con un uomo in meno. Il rilancio di Minelli, controllo di petto da parte di Casoli, sale ora Armellino, allarga per Caridi in area di rigore, cerca la conclusione a giro. Buona l'intenzione, meno l'esecuzione, Paolo. Sì, peccato per l'esecuzione finale, ma ottima l'azione. È stato molto bravo Palermo a portare la palla, a servire il compagno Caridi, che si è accentrato sul destro, ha provato a mettere questa palla morbida in mezzo, non l'ha colpita molto bene, ma molto bene in questo frangente anche il movimento, sia dalla punta centrale sia dall'altra punta esterna, che aveva tagliato molto bene dentro l'area, e il solito Armellino, il numero 8, che era riuscito a accompagnare l'azione e mettersi al limite dell'area per creare il vertice a triangolo e poter comunque coprire tutte le zone in fase di attacco e di penalizzazione. E Torrente vuole proprio da Palermo che punti l'uomo e cerchi di andare in porta. Ha le qualità questo ragazzo per poterlo fare, se sta bene fisicamente è un valore aggiunto per questa squadra. È un ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile della Roma, la società giallorossa puntava tantissimo su di lui, è stato penalizzato via di tanti infortuni e di problemi fisici che anche questa stagione non sembrano lasciarlo tranquillo. Dicevo di domenica, ma non solo, quando sta bene fisicamente è un giocatore molto importante. Intanto i tifosi del Vicenza si riscaldano sugli spalti, fanno sentire anche proprio sostegno alla formazione di casa. Il rilancio di Gianni, cercare sempre Tulli, anticipato da Abate. Palermo mette ordine a centrocampo, chiama in avanti anche Bergamelli, la verticalizzazione per Caridi, che va a recuperare palla dopo aver perso inizialmente il passo. Costringe al fallo laterale El Hasni.
È un Vicenza che adesso sta sfruttando molto la palla lunga, ha visto anche l'allenatore comunque sollecitare i propri giocatori su questo tipo di giocata, di risalire immediatamente, perché sennò non c'è nessuno che accompagna l'azione. Intanto si lamentano i tifosi del Vicenza per un intervento in zona d'attacco al limite dell'area da parte di Casoli, con un braccio un po' largo è andato a interrompere la ripartenza di Di Matteo. Il signor Sacchi ha lasciato giocare. Sulla conclusione poi dei giocatori della Cremonese c'è stata una deviazione in angolo, c'è il primo tiro dalla bandierina anche per i lombardi. Loviso, pallone deviato, la conclusione di Abate ribattuta. Armellino, poi Palermo in mezzo per Casoli, c'è un intervento, reclamano i giocatori della Cremonese, forse un tocco di braccio. Intanto ancora un tiro di Abate respinto dai biancorossi, poi Casoli che viene ben controllato da Gianni. Stava ricadendo qui Castiglia e il braccio era largo e effettivamente ha impedito l'intervento del giocatore della Cremonese. Sì, a norma di regolamento solitamente questo tipo di infrazione viene punita con il calcio di rigore. Credo che prima ci fosse stata una leggera spinta, se non sbaglio, del numero 2 Avogati, potrebbe magari averlo sbilanciato e quindi averlo costretto ad andare sul pallone in ritardo in modo scomposto. L'arbitro era abbastanza distante dall'azione, era secondo me anche coperto da più giocatori. E l'assistente Agher ha detto alla panchina della Cremonese: ho visto bene io. Intanto è scattato il primo cartellino giallo dell'incontro all'indirizzo del numero 11 della Cremonese, Caridi, per gioco pericoloso, ha alzato troppo la gamba. Ne discute ora con il direttore di gara. Si è preso dunque l'assistente di linea la responsabilità di quel rigore non concesso alla Cremonese. Perché obiettivamente era posizionato meglio rispetto all'arbitro che era dietro, quindi credo che dalla sua posizione abbia potuto vedere bene quello che è successo. Di Matteo non riceve palla perché intuisce le intenzioni dei biancorossi. Abate che va poi a proiettarsi in avanti, ma il Vicenza chiude e riparte da Ravaglia. Verticalizzazione su Giacomelli, lo scambio con Tulli. Alla destra per Mustacchio che si accentra, il suo sinistro, pallone che viene fermato nella sua corsa da Tulli, ma insiste il Vicenza ancora con Mustacchio. Attraversa tutto lo specchio della porta, il pallone non riesce ad intervenire Bremez e poi da posizione obiettivamente difficile mette sul fondo Di Matteo. Sì, ci ha provato Di Matteo, qua vediamo la parte finale dell'azione, questo pallone messo in mezzo, forse il portiere non riesce neanche a toccarla e in scivolata all'esterno di Matteo, credo che fosse difficile per lui poter intervenire meglio su una palla così forte e calciata così tanta potenza. Molto bene le due punte del Vicenza, invece Giacomelli e Tulli sono due punte che si trovano benissimo. Solitamente Giacomelli viene più incontro, gli piace giocare palla a terra, l'abbiamo detto prima, con tiri bocchi invece gioca in un altro modo perché è abituato a giocare più spalle alla porta, invece lui ha bisogno sempre di vedere il compagno di squadra e di vedere la porta davanti a lui. Credo che questa sia la posizione che predilige, abbiamo visto comunque avere delle qualità questo ragazzo è davvero molto interessante. Le indicazioni di Lopez sono per Mustacchio, che ha chiamato a stare più alto sulla corsia destra. Intanto abbiamo rivisto, ci è stato riproposto dal nostro regista Pietro Sollecchia l'intervento che ha portato il signor Sacchi a concedere il calcio di punizione alla Cremonese, interrompendo l'azione d'attacco del Vicenza. Armellino, lancio per lo scatto di Brighenti che sta combattendo e facendo a sportellate lì davanti con i difensori centrali del Vicenza. Era solo una partita di grande sacrificio per lui stasera, si sta muovendo tantissimo, riesce a essere comunque molto pericoloso, credo
che i compagni di squadra dovrebbero cercare di servirlo un po' di più. Un po' di proteste da parte dei tifosi del Vicenza sugli spalti per questo tackle scivolato da parte di Loviso, che ha impattato il pallone, ma poteva essere pericoloso anche sulla gamba del giocatore biancorosso. Sì, è stato comunque un intervento sì deciso, Beppe, ma credo che non ci fosse assolutamente cattiveria. Con tranquillità Bremez nella propria area di rigore, gioca poi su Abate, il lancio per Casoli, sale ancora Vogadri, guadagna un fallo laterale, la rimessa direttamente del numero 2 della Cremonese, che scambia con Armellino, mette in mezzo il colpo di testa, qui non è riuscita la torsione ma il movimento era quello giusto. Ottimo movimento di Caridi, che ha dato subito le intenzioni dei compagni, ha tagliato verso il centro dell'area, di testa è stato molto bravo, l'impatto con la palla aveva l'avversario vicino, come dicevi giustamente tu Beppe, questo deve riuscire comunque a spizzarla, a toccarla e sferrarla un po' di più con la palla, indirizzarla se possibile verso il secondo palo. Ottima azione, sempre sull'out di destra, si trovano molto bene a giocare in profondità, giocatori, soprattutto Avogadri sta spingendo con grande continuità, non ha grossi problemi sino a questo momento a contenere Di Matteo, e Armellino il giocatore che lì in mezzo comunque detta i tempi e permette ad Avogadri proprio di fare con costanza la fase offensiva, perché si ferma lui, staziona lui, quindi gli dà i tempi per poter rientrare e anche poter recuperare. Soddisfatto infatti Torrente proprio della catena di destra e chiede a Casoli di continuare. Calcio di punizione in favore della Cremonese, fallo commesso da Giacomelli, punizione battuta da Loviso per Minelli, quindi Abate fa proseguire Armellino, si gioca nello stretto, recupera palla, Sbrissa che prova ad andare via, c'è il recupero su di lui da parte di Abate. Fallo laterale in favore del Vicenza, si avvicina Giacomelli a Di Matteo, il pallone viene giocato all'indietro invece verso Giani, che ricomincia per una manovra ragionata da Camisa, che poi va al lancio lungo a cercare ancora la torre, l'Ariete, Tulli, anche per lui vita non facile però questa sera con i difensori centrali della Cremonese. Intanto lo scambio in velocità, con palla viene conquistata da Ravaglia, che aveva seguito con attenzione lo sviluppo dell'azione. Caridi, uno scontro a centrocampo, viene sovrastato il numero 11 della formazione lombarda, El Hasni, Mustacchio, fermato ancora Tulli. Siamo nel corso della mezz'ora del primo tempo, sostanziale equilibrio, non solo per quanto riguarda il punteggio ma anche per il gioco espresso in campo dalle due squadre, Paolo. Sì, è abbastanza equilibrata la partita fino a questo momento, non ci sono state grandissime occasioni né da una parte né dall'altra, nonostante le due squadre abbiano optato per un atteggiamento tattico, una disposizione in campo diversa, riescono comunque a sopperire magari quelle che sono le assenze da una parte e dall'altra proprio con l'equilibrio del gioco. Forse meglio sotto l'aspetto delle ripartenze la Cremonese. Vicenza, se riesce a ripartire, a farlo con velocità, a trovare subito magari Giacomelli che innesca poi gli inserimenti di Matteo e di Mustacchio da una parte e dall'altra, riesce a essere molto pericolosa. Sino a questo momento mi sembra che comunque la retroguardia della Cremonese stia disputando un'ottima partita. Qui era stato bravo Armellino a recuperare palla, poi per tenerla in campo l'ha regalata agli avversari. Il controllo non perfetto ora di Brighenti, permesso a Giacomelli di servire all'indietro verso Ravaglia, che fa salire la squadra ora, guadagna metri, esce dalla propria area di rigore, un'occhiata al piazzamento dei compagni, gioca ancora una volta cercando la testa di Tulli, scivolata all'intervento di Castiglia, parte ancora Avogadri, evita l'intervento di Sbrissa, riesce a servire Armellino, poi Casoli,
duro a centrocampo Padalino, lascia giocare ancora il signor Sacchi, si sviluppa l'azione del Vicenza, pallone troppo profondo, Padalino stava andando incontro a Mustacchio, qui non si sono compresi i due giocatori. E Lopez dice ci manca l'ultimo passaggio. È vero, soprattutto in questa circostanza ha dimostrato come riescono ad arrivare abbastanza agevolmente, senza grossi problemi, quando riconquistano la palla fino alla tre quarti avversaria, poi per un motivo o per un altro non riescono a trovare la giocata decisiva, soprattutto in fase di finalizzazione dell'azione. Peccato perché comunque la qualità questi giocatori ce l'hanno, si riescono ad essere più bravi nel gestire quel tipo di situazioni e riescono anche a essere più pericolosi in fase realizzativa. Colpo di testa di Castiglia, pallone coperto da Avogadri che si accontenta della rimessa laterale. Intanto vediamo in panchina Lopez lamentarsi, chiediamo a Lucio Micheli per che cosa. Ma sì, si è lamentato all'indirizzo dell'arbitro per alcune decisioni non limpide a suo giudizio, le ha interpretate a favore della Cremonese. Intanto il Vicenza si ripropone in attacco con Giacomelli che è andato al cross, è stato sfortunato nell'occasione il numero 10 della formazione veneta, perché come rivediamo da questo replay l'ultimo tocco è proprio suo, pallone che ha sbattuto sulla spalla del capitano della Cremonese Minelli e poi ha toccato di nuovo Giacomelli ed è uscito sul fondo con i piedi Bremez. È stato molto bravo in questo intervento Minelli, è subito andato ad attaccare l'uomo, ha letto bene la situazione, l'ha marcato all'interno e quindi un giocatore così è molto importante, soprattutto in un momento come questo in cui la squadra sta facendo fatica, la squadra nonostante a tratti gioca anche bene non riesce a concretizzare. Abbiamo visto l'inizio stagione una squadra che giocava veramente un grandissimo calcio, nelle prime 5 partite ne aveva vinte 4, comprendendo anche la partita con l'Albino Leffe che poi aveva vinto non sul campo, in cui pareggiò ma per i 3 punti che gli sono stati assegnati, ma era una squadra in salute. Credo in questo momento questo giocatore, Minelli, come altri giocatori, lo stesso Loviso, lo stesso Caridi, devono prendere in mano la situazione per cercare di trascinare i propri compagni fuori da questo momento negativo. Secondo Torrente sarà molto importante anche Avogadri, al quale chiede di staccarsi con più facilità dalla linea difensiva. Giacomelli intanto prova a cambiare gioco e bravo da quella parte Bergamelli ad intuire e a dare il là alla ripartenza della Cremonese. Pallone allontanato ma soltanto temporaneamente da Gianni. Eccolo Avogadri che si propone fase offensiva, il cross dalla tre quarti troppo profondo di Loviso. Al termine di una giocata sistematica portano sempre le squadre di Torrente 2 o 3 uomini su una fascia laterale per poi accentrare non solamente giocatori offensivi ma permettere comunque l'inserimento anche degli esterni opposti e di un centrocampista. Abbiamo visto comunque che non è la prima volta in questa partita che la Cremonese porta 4-5 giocatori dentro o al limite dell'area avversaria. Bergamelli per Caridi, vede libero salire a destra ancora Avogadri che prova la conclusione dalla distanza, ribattuta da Gianni. Alle sue spalle però c'è Armellino che recupera palla, cerca il movimento del compagno, chiedeva forse il triangolo, Avogadri preferisce giocare poi su Casoli. L'assistente di linea concede il fallo laterale, la punizione alla Cremonese per l'intervento su Casoli, perché effettivamente l'ultimo tocco era stato del giocatore lombardo che però aveva subito fallo, quindi si riprenderà con calcio piazzato in favore della squadra di Vincenzo Torrente. Si allontana Palermo, 2 uomini in barriera, il pallone messo in mezzo, molto veloce, non è riuscito ad intervenire Minelli, dall'altra parte va a recuperare Abate che salta un avversario, poi va giù, guadagna un buon calcio di punizione ancora per la Cremonese.
soprattutto perché la Cremonese dispone di ottimi tiratori, giocatori che da una parte e dall'altra, sia col destro che col sinistro, sono molto bravi a mettere in mezzo questi palloni, degli ottimi colpitori di testa, sia i centrali, lo stesso Brighenti, anche se non è molto alto, è molto bravo a trovare il tempo di inserimento e rubare soprattutto il tempo al diretto avversario, e sono bravi perché comunque studiano situazioni diverse a seconda della posizione in cui devono battere le punizioni, soprattutto quelle laterali. In area ovviamente i saltatori della Cremonese, il pallone che sbatte sulla traversa, ha cercato direttamente la conclusione a rete la Cremonese. C'è un problema nel Vicenza, Lucio Michieli. Sì, intanto vi dico di un Torrente piuttosto soddisfatto di queste azioni offensive. C'è a terra in questo momento Abate, vedremo se sarà qualcosa di grave, i sanitari sono già pronti a intervenire. Torrente ce l'abbiamo qui a fianco, dà indicazioni soprattutto al centrocampo, chiamato a continuare. Si sono fermati in due, Abate in campo e un giocatore del Vicenza che si sta facendo soccorrere dai sanitari della formazione biancorossa a bordo campo. Abate che viene accompagnato fuori dal terreno di gioco. Sì, c'è Caridi invece, scusate, c'è Di Matteo invece che sanguina vistosamente, anche se nulla di grave per lui. Intanto abbiamo rivisto la grande traversa colpita dalla Cremonese, mentre viene soccorso, medicato Caridi, sempre fuori dal campo Abate, che ricordiamo ha segnato un gol contro il Vicenza in Serie B quando giocava nel Verona il 17 marzo del 2012, gara che intanto sostituzione intanto che nella Cremonese entrerà Caracciolo, esce Abate che non ce la fa. No, non ce la fa dunque. Si era visto subito, era in possesso di palla, ha appoggiato pallone fuori, si è toccato immediatamente l'adduttore interno, ha fatto segno alla panchina di uscire. Credo che sia un problema muscolare per lui, peccato perché perde un uomo importante in questo momento la Cremonese, uno dei pilastri della sua difesa, anche se Caracciolo comunque un giocatore molto interessante, un giocatore che ha esperienza, molto bravo sull'uomo, molto attento e sempre molto concentrato. Di Matteo rientrerà fra poco. Ed eccola la sostituzione che ci ha annunciato il nostro Lucio Michieli, dunque costretto a lasciare il campo al 39esimo del primo tempo il numero 5 Abate. Al suo posto con il numero 15 c'è Caracciolo. Io sono con Abate, allora ha sentito subito un dolore forte? No, non forte, una fitta normale, vabbè. Purtroppo mi impedisce di continuare. State giocando bene? Sì, stiamo facendo una buona partita, è difficile, la squadra di Vicenza è una buona squadra, però ci siamo, abbiamo dimostrato di esserci, ottimismo. Grazie. Predica ottimismo, giustamente Abate. Si è visto fin qui si è vista una buona Cremonese che ha colpito anche una traversa ed ora si ripropone in attacco con Brighenti, che ha provato il numero in mezzo a due avversari, ma rimane vivo in zona d'attacco il pallone per la formazione lombarda, che guadagna un calcio d'angolo. È un buon momento questo per la squadra di Torrente, ha visto comunque la squadra salire, crescere anche il ritmo, i punti fondamentali delle concezioni tattiche devono trovare tra loro espressione comune, soprattutto nell'intensità di gioco oggi contro un Vicenza che ha dimostrato stasera di partire molto bene, una squadra che in condizione, gli ultimi risultati sicuramente hanno fatto crescere la stima anche nei ragazzi di Lopez. Battuto l'angolo, palla in area, il colpo di testa a fil di palo. Cremonese vicinissima al vantaggio con Bergamelli. Possiamo rivedere, ha perso la marcatura qua la linea difensiva vicentina, oltre a Bergamelli c'erano altri due compagni di squadra completamente liberi. Questa palla calciata molto bene ad uscire, è arrivato in terzo tempo, è saltato molto bene, ha trovato modo di impattare bene la palla, è uscita solamente, credo per sfortuna. Lopez in silenzio controlla la situazione, abbiamo l'impressione che stia studiando delle mosse per l'avvio della ripresa. Credo anch'io, Lucio, che qualcosina comunque deva cambiare, soprattutto
per quello che si è visto nell'ultimo quarto d'ora, una squadra che è abbastanza in difficoltà, e una delle soluzioni tattiche che potrebbero avvenire nella ripresa, visto che sono state provate in settimana, è l'abbassamento padalino sull'out di destra per comporre magari una linea difensiva a 4. Per 2 volte in 2 minuti vicino al vantaggio la Cremonese, prima su calcio di punizione ha colpito una traversa, poi su azione d'angolo uno stacco imperioso di testa da parte di Bergamelli con palla che è finita ad un soffio dal palo alla sinistra di Ravaglia. Lo stesso Ravaglia che viene chiamato in causa ora da Camisa, che lascia sfilare il pallone. Ed è lo stesso numero 1 biancorosso che si incarica di lanciare ancora una volta, a cercare lì davanti gli attaccanti. In questo caso saltato Mustacchio, poi fallo commesso a centrocampo dalla formazione di Lopez con l'intervento irregolare di Giani su Caridi. Caracciolo gioca su Armellino, pallone controllato di petto da Casoli, ancora una volta su di lui regolarmente Giani, che finisce sul taccuino dei cattivi. Ammonito dunque anche Giani, non mi sembrava in questo caso che ci fosse... No, Beppe, anche a me. Un intervento forse in ritardo sì sull'uomo, ma credo che non meritasse il cartellino giallo il difensore vicentino. Qua abbiamo rivisto l'immagine del Salernitore, sono convinto di quello che ho detto prima. Sempre 2 uomini sulla palla, qualsiasi punizione laterale, centrale, a 3 quarti, in modo tale da portare fuori 2 difensori avversari e creare più spazio dentro l'area di rigore. Difendono in linea adesso i giocatori vicentini, vediamo una caratteristica di questa azione di gioco: 2 attaccanti che rientrano dal fuorigioco. Parte Loviso, il pallone al limite dell'area controllato da Caracciolo, poi lo rimette in mezzo Palermo, in area va giù Caridi probabilmente, si lamenta con il direttore di gara, chiede di rialzarsi. Torrente ride, ma naturalmente non è d'accordo con la decisione arbitrale. Saranno 2 i minuti di recupero. Cosa ne pensi, Paolo? No, non fischierei mai questo tipo di rigore. Sinceramente Camisa è rimasto lì in copertura, sì, sull'avversario. In copertura ha favorito comunque che il pallone uscisse sull'esterno, ma credo che comunque i rigori devono essere decisamente più netti. Ottimo comunque invece il passaggio al volo del numero 10 Palermo, che è riuscito a smarcare sul secondo palo e a trovare il compagno che si è inserito molto bene. Entriamo ora nell'ultimo minuto regolamentare prima del recupero, che come ci ha detto il nostro Lucio Micheli da Bordocampo sarà di 2 minuti. Non è riuscito Padalino a sviluppare l'azione sulla corsia laterale di destra, si riprenderà quindi con la rimessa in favore della Cremonese. Pallone solo sfiorato da Palermo, che poi va giù, probabilmente colpito da un avversario. Si trattava di Bergamelli, il giocatore che è andato a terra. Il rientrante Tulli ha allargato un po' il braccio colpendo l'avversario. Intanto Bremez al rilancio, Mustacchio di testa, Castiglia stava rientrando da fuori gioco, Giacomelli ha visto tutto, la signora abruzzese lo ha segnalato immediatamente. Fischietto di Macerata, l'arbitro Sacchi, che ha fermato il gioco quando siamo già nel corso del primo minuto di recupero. Come vedete dal tabellone luminoso viene ufficializzata la quantità di injury time per questa prima frazione della sfida
lombardo-veneta tra Vicenza e Cremonese, anticipo della 13ª giornata del campionato di Lega Pro, girone A di prima divisione. 0-0 il punteggio, con leggero dominio da parte della Cremonese, almeno stando alle occasioni da gol create. Una traversa e un colpo di testa a fil di palo per la squadra di Torrente. Un po' meno ha prodotto davanti invece il Vicenza, che prova però a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco. Il pallone messo in mezzo, non c'è nessuno però a dar fastidio a Bremez, che può andare immediatamente al rilancio di testa. Gianni in fallo laterale, Avogadri con le mani, riceve ancora lui da Armellino, poi cerca la profondità su Brighenti, che va a dar fastidio a Camisa, recupera il pallone, guadagna addirittura l'angolo. Molto bravo veramente, ci ha creduto fino in fondo, questa era già una palla persa, è stato molto bravo, tenace, non si è arreso, ha conquistato un calcio d'angolo molto importante al termine dei 2 minuti di recupero. Se ne sono già andati i 2 minuti, farà probabilmente sviluppare questa azione il direttore di gara, e così è infatti. Poi manda tutti negli spogliatoi il signor Sacchi di Macerata. Si va all'intervallo dunque sullo 0-0. Un commento veloce prima della pubblicità da Paolo Tramezzani: equilibrio in mezzo al campo, ma qualcosa di più ha fatto la Cremonese in zona d'attacco. Soprattutto negli ultimi 20 minuti, ha alzato il proprio possesso palla, cercando comunque di portare più giocatori davanti all'area di rigore avversaria, ha creato delle occasioni importanti. Una squadra che secondo me questa sera, se continua a giocare così, potrebbe portare a casa i 3 punti. Per parte il Vicenza invece, che ha partito molto bene, poi ha patito soprattutto nel cercare di occupare il campo, e hanno perso le marcature soprattutto sulle palle inattive, sta rischiando un pochettino troppo la squadra di Lopez. Siamo con il capitano di Vicenza Camisa. Allora, primo tempo piuttosto equilibrato, però avete sofferto nel finale, perché? Sì, abbiamo commesso forse qualche fallo di troppo nella fase difensiva a ridosso della nostra porta. Dobbiamo togliere questi ingegnerie, ci possono costare caro, però adesso c'è il secondo tempo, sicuramente affronteremo in maniera differente. Grazie. Grazie anche a Lucio Michieli. Noi ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e poi torneremo qui in diretta dallo stadio Romeo Menti di Vicenza. Nuovamente in diretta dallo stadio Romeo Menti di Vicenza. Noi andiamo immediatamente a bordo campo dal nostro Lucio Michieli, che è già con un ospite. Sì, Moreno Zocchi, il direttore sportivo della Cremonese. Un buon primo tempo il vostro, in crescita. Sì, sicuramente è una squadra in crescita. Oggi stiamo facendo un buon primo tempo, però l'avevamo fatto anche settimana scorsa. Dobbiamo riuscire a mantenere questi ritmi, perché con i ritmi elevati indubbiamente abbiamo grande qualità, con i ritmi più bassi anche gli altri possono far valere le loro. Qual è il problema di questa Cremonese? La concentrazione? Sicuramente è uno dei tasti più dolenti, perché in questo momento la squadra ha subito qualche scompenso derivante dal fatto di aver pareggiato le ultime 2 partite con squadre discrete, ma che comunque erano al di sotto di quelle che sono le nostre potenzialità. Quindi non essere riusciti a portare a casa il risultato pieno, qualche scompenso lo ha creato, però la reazione oggi, perlomeno quella del primo tempo, è stata buona. Il campionato è lungo e puntate naturalmente alla promozione. No, sicuro, è una squadra costruita grazie anche a una proprietà che è molto forte, costruita per vincere, quindi il nostro obiettivo è quello, però ci sono anche altre squadre, c'è Vicenza con un'ottima squadra, la Provercelli, Lentella, tutte squadre che in questo momento sono davanti a noi, però i cavalli veri si vedono alla fine. Insomma. Grazie direttore. Grazie a lei. E noi intanto in postazione siamo con Gabriele Ambrosetti, ex giocatore del Vicenza. Come hai visto i biancorossi quest'oggi? Ma abbiamo avuto qualche difficoltà questa sera, forse dettata anche
la qualità della Cremonese che ci ha messo un po' in difficoltà sulle palle inattive, però sapevamo, adesso abbiamo ancora un tempo per poter migliorare. Paolo. Con lei abbiamo giocato insieme, l'ho cresciuto, abbiamo giocato insieme. Sì, io e Paolo ci conosciamo molto bene, ci siamo ritrovati in più occasioni nelle nostre carriere, quindi ora in vesti completamente opposti l'uno e l'altro, però sono molto contenti di vederlo. No, è giusta l'analisi di Gabriele, credo che la Cremonese stia facendo secondo me un'ottima partita. Ritengo che la settimana di ritiro sia servita anche e soprattutto per prepararsi al meglio, una squadra che ha delle grandissime potenzialità, non bastano tante volte nel calcio, diceva giustamente anche il direttore Zocchi, oltre alla qualità c'è bisogno anche comunque dell'agonismo, della voglia, della cattiveria giusta. Stasera mi sembra che la Cremonese abbia tutte queste qualità. D'altra parte è una squadra che era in salute, a livello psicofisico sicuramente arrivava all'incontro da favorita. È partita bene il Vicenza, dimostrano di essere una squadra in salute, che gioca bene e rischia poco, anche se gli ultimi 20 minuti secondo me qualche difficoltà subito, di troppo. La qualità nell'1 contro 1 soprattutto degli esterni della Cremonese hanno messo spesso in difficoltà i tre centrali difensivi vicentini, quindi lo dicevamo prima, lo confermo, forse a livello tattico dietro si potrebbe anche provare nel secondo tempo mettere un difensore in più, quindi schierare una difesa con una linea 4. Gabriele, condividi l'analisi di Paolo? Sì, molto precisa, assolutamente corretta come analisi. Indubbiamente la Cremonese viene da un periodo non molto positivo, soprattutto per le aspettative che tutti hanno nei confronti di questa squadra. Io però devo guardare in casa mia, quindi spero che loro continuino la serie negativa anche questa sera e noi possiamo portare a casa una vittoria che per noi potrebbe risultare veramente molto importante. Ecco, guardando in casa biancorossa, Vicenza che forse è mancato un po' di incisività nel primo tempo in zona d'attacco. Sì, abbiamo avuto un paio di occasioni abbastanza pulite dove non siamo stati bravi ad accompagnare l'azione, però voglio dire, fa parte di un momento della nostra squadra. Oggi purtroppo ci mancano ancora diversi giocatori importanti, però voglio dire, ogni città virtù dobbiamo aspettarci di fare ancora meglio sicuramente. Ottimista per il secondo tempo. Sempre. Grazie a Gabriele Ambrosetti e noi andiamo nuovamente a bordo campo da Lucio Michieli con un altro ospite. Vi facciamo subito dire personalmente il suo cognome. Lei come si chiama? Sbocca. Quanti gol ha segnato con il Vicenza? 75. La storia del Vicenza, di questa squadra. Come l'ha visto oggi questo Vicenza? Ma a dire la verità oggi non l'ho visto benissimo il primo tempo, ha avuto difficoltà nella costruzione del gioco, ha giocato molto la palla lunga, ha creato poco, che in casa di solito si crea molto di più. La Cremonese diciamo non ha avuto occasioni limpidissime, però ha avuto quella di testa con Minelli e un altro rimpallo dentro l'area, perciò penso che secondo me il Vicenza può far meglio e deve far meglio specialmente quando gioca in casa. Ci sono dei giovani molto interessanti, questo Sbrissa classe 96 ha personalità. Sì, ha personalità, ha struttura fisica, è un giocatore importante sul quale la società punta molto, è un giocatore seguito, perciò speriamo possa crescere ancora di più senza mettergli fretta e senza mettergli troppe pressioni addosso. Cosa prevede per la ripresa? Ma prevedo sicuramente un Vicenza che possa avanzare un po' il baricentro, perché la Cremonese ha avuto più palleggio, ha preso diciamo, in certi frangenti l'iniziativa del gioco. Secondo me il Vicenza entrerà più convinto, entrerà più determinato e cercherà di creare qualcosa in più per poter giocare la partita e portare a casa il risultato pieno. Sentiamo se Tramezzani ha una domanda. Innanzitutto saluto Stefano, ciao, piacere Paolo. di ritrovarlo. Ciao. No, sono d'accordo sull'analisi. Il primo tempo anch'io personalmente mi aspettavo qualcosina in più dalla squadra di Giovanni Lopez, soprattutto perché era reduce da un ottimo periodo, un ottimo momento di forma. Stasera stanno emergendo la maggior qualità, soprattutto davanti da parte dei ragazzi di Torrente, che in particolar modo negli ultimi 20 minuti comunque hanno tenuto ottimamente il campo, hanno creato, hanno costruito, hanno portato il possesso di palla più avanti, quindi mettendo in costante difficoltà la linea 3 del Vicenza. Io, Stefan, dicevo prima in analisi che forse dietro 3 difensori potrebbero non bastare nel secondo tempo contro questa Cremonese. Ma sai, la Cremonese innanzitutto dobbiamo dire che si affrontano secondo me le squadre più attrezzate tecnicamente di questo campionato qua. La Cremonese ha davanti un trio d'attacco molto importante e diciamo che ti crea molti problemi. Adesso dipende dal punto di vista che l'ha vista
Gianni, Lopez, anch'io sarei d'accordo con te, però sai, nel calcio è bello perché ognuno ha le sue idee, vediamo come può scendere in campo il Vicenza. Sicuramente giocando in casa il Vicenza ha la possibilità, le caratteristiche di concretizzare di più. In questo momento il Vicenza viene da un buon periodo perché 10 partite che non perde e perciò ha le potenzialità per essere più pericoloso. Se devi cercare un pelo nell'uovo magari riesce a concretizzare molto meno di quello che crea. Ringraziamo Stefan Squoc e diamo la linea a Roma per la pubblicità. Ci risentiremo per il secondo tempo. E che dovevo fare? È solo che avevamo già un altro ospite qui, Lucio. Chi c'era? Non l'ho visto, io ti stavo guardando per cercare chi c'è ospite. Scusate. Sentivo di chiamare la pubblicità, l'ho chiamata. Fatto bene. Nuovamente collegati con lo stadio Romeo Menti di Vicenza, squadre che sono ancora negli spogliatoi. Noi ne approfittiamo per parlare con Mario Petrone, allenatore del Bassano. Innanzitutto un tuo parere sulla gara che abbiamo visto finora per questo primo tempo tra Vicenza e Cremonese. Sì, una gara dove secondo me i punti sono importanti almeno per le due squadre. Tatticamente si affrontano con un modulo diverso, cercano ovviamente sia l'una che l'altra di non dare spazi agli avversari. Credo la Cremonese cerca di impostare ovviamente attraverso le sue trame di gioco qualcosina in più, però il Vicenza, avendo Tiribocchi in panchina, credo che insomma il secondo tempo possa dare qualcosina in più. Una gara molto, molto tirata dove effettivamente insomma il serale magari non sono neanche abituati al primo freddo stagionale, sotto certi aspetti si poteva vedere qualcosina in più. Se non si è visto può darsi che su un calcio piazzato si possa risolvere poi la partita. Chi ti è piaciuto in modo particolare? Ma l'ho visto, è un giocatore ovviamente di categoria superiore, è sempre bello vedere un centrocampista che oltre ad impostare riesca poi anche a fare la fase di interdizione e ad essere poi pericoloso su forse l'unico tiro in porta vero della partita. Grazie a mister Petrone. Intanto le squadre sono tornate sul terreno di gioco, quindi è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa sfida lombardo-veneta tra Vicenza e Cremonese. Andiamo a bordo campo dal nostro Lucio Micheli per sapere se ci sono stati cambi. No, per il momento non ci saranno sostituzioni, si è scaldato Tiribocchi che probabilmente farà parte di questa partita tra pochi minuti. E dunque Paolo, ovviamente quello che abbiamo detto anche nell'intervallo è che avete ripetuto soprattutto voi tecnici che a questo Vicenza manca un po' un giocatore del peso e dell'esperienza di Simone Tiribocchi. Sì, è un giocatore importante, grandissima esperienza, come dicevi Tir tu. è il suo soprannome, lo diciamo per i nostri. Esperienza e non solo, per un giocatore che in tutte le categorie comunque ha dimostrato di essere un attaccante molto completo, molto veloce, potente, anche una grande qualità soprattutto nello spunto individuale. Cambierà l'atteggiamento tattico davanti, adesso sono curioso di capire chi gli lascerà il posto. Io credo che se dovesse giocare con Giacomelli, sicuramente con la velocità di Giacomelli e il lavoro di Spon, far risalire la squadra che è abituata a fare Tiribocchi, i due potrebbero cercare di mettere un po' più in difficoltà la retroguardia cremonese, che ha perso un giocatore importante come Abate, è stato sostituito comunque da un altro giocatore molto bravo e molto forte come Caracciolo. In coppia con Minelli comunque rimangono tra i giocatori centrali difensivi di questa categoria forse più bravi e più completi. Intanto il pallone viene giocato su El Hasni da Padalino, che riceve ancora dal compagno, viene immediatamente chiuso, impedita a lui la ripartenza da Caridi, che poi va a contrastare anche il rilancio del difensore franco-tunisino, per il quale il signor Sacchi estrae il cartellino giallo perché ha trattenuto l'avversario impedendogli la ripartenza. Molto bravo anche in questa circostanza Caridi, un giocatore dalle qualità tecniche sopra la media, piede molto raffinato,
sa usare spesso la giocata decisiva, è molto bravo nell'1 contro 1, nel dribbling secco, e ogni volta che riesce comunque a superare l'avversario diretto è sempre molto pericoloso. Pallone giocato ora su Bergamelli, quindi Palermo che evita l'intervento di un avversario, poi costretto a ricominciare da dietro da Minelli, sfiorato di testa il lancio del capitano della Cremonese da Bergamelli, fermato poi in fallo laterale Chiaridi, e intanto si sentono le urla di Lopez da bordo campo. Intervento irregolare ancora una volta su Chiaridi da parte di El Hasni. E questa potrebbe essere una lettura tattica della partita, tanti falli da parte dei difensori del Vicenza, soprattutto in zone molto pericolose, dove abbiamo già avuto modo, Beppe, di dire prima, la Cremonese potrebbe costruire la sua vittoria. La conclusione più importante del primo tempo, la traversa, nasce proprio da questa posizione. Vediamo adesso che altra soluzione opteranno. Loviso mette in mezzo il pallone sul quale va in spaccata Castiglia, che riesce a mettere in angolo. È il quarto tiro dalla bandierina per la Cremonese. Salgono i saltatori della formazione di Vincenzo Torrente. Intanto il direttore di gara ha ravvisato qualcosa di irregolare in area, consueti duelli molto fisici. La conclusione di Palermo, il destro respinto sul fondo. Anche questa da c'era una posizione irregolare sì, però segnalata dall'assistente. Segnalata sì dall'assistente abruzzese. Era stato Casoli a calciare qui. Un calcio d'angolo provato sicuramente in allenamento, portando dentro 5 giocatori, costringendo la squadra avversaria a far tornare indietro tutti i 10 giocatori di campo effettivi per liberare sul secondo palo. L'inserimento di Palermo è stato molto bravo a coordinarsi, ha schiacciato forse un po' troppo il pallone, ne è uscito più che un tiro, un assist per il compagno. Dopo un controllo non perfetto era riuscito ad andare via fra 3 avversari Sbrissa, che è stato fermato irregolarmente da Armellino, ed è scattato il cartellino giallo anche per il numero 8 della Cremonese. È un Vicenza, nonostante qualche difficoltà, è molto bravo a lavorare sugli errori dell'avversario, soprattutto sull'intercetto. Non ha avuto la continuità di farlo nei primi 45 minuti, ma la squadra è predisposta per questo tipo di lavoro. Intanto Lopez ha mandato a scaldare anche Cinelli. Sta studiando le mosse dunque il tecnico del Vicenza con la sua squadra. Nel frattempo Beppe ha abbassato nella linea difensiva proprio il numero 2 Padalino, quindi sta giocando a 4 dietro in questo momento, per cercare magari di rischiare un po' meno e coprire soprattutto meglio il campo, in particolar modo sugli esterni. Padalino è un giocatore che può fare benissimo questo ruolo, ha le qualità fisiche, è molto bravo, è molto determinato, è molto attento e ha comunque la gamba e l'esperienza per poter dare una mano anche in fase di costruzione. E tu lo avevi detto nell'intervallo che questa poteva essere la mossa per il Vicenza per contenere un po' meglio un tridente d'attacco della Cremonese molto pericoloso, soprattutto nella fase finale della prima frazione di gioco. Anche perché l'avevano provato questo modulo in settimana, anche ieri durante la finitura, un po' un ritorno all'antico. Ricordiamo che questa squadra inizialmente giocava proprio con una linea a 4. Con le mani Padalino per Giacomelli, lo stesso Padalino salta poi 2 avversari, ancora Giacomelli, Castiglia per Tulli che si gira bene, vede libero un compagno che però sbaglia il controllo, insiste il Vicenza in zona d'attacco, fermato irregolarmente Di Matteo. Punizione da posizione molto interessante. Soprattutto perché credo Giacomelli dovesse essere lui l'incaricato alla battuta. Da quella posizione, da quella distanza, l'opzione di poter calciare o sopra la barriera o provare a calciare di potenza. Vediamo cosa decidono. C'è anche il numero 3 Gianni, molto bravo anche lui a calciare le punizioni, anche se a quella posizione solitamente calcia un destro. Sistema la barriera Bremez, vuole 3 uomini lì in copertura, parte Giacomelli,
il suo destro che si infrange proprio contro gli uomini della Cremonese, che non riescono a ripartire per l'aggressività di Padalino, che recupera palla, cerca l'affondo, viene fermato da Bergamelli. Molto bravo e c'è Padalino. poi una reazione da parte di Padalino con Bergamelli, un battibecco tra i due, li richiama il direttore di gara, il signor Sacchi di Macerata. L'intervento non è stato assolutamente, qua possiamo rivedere l'intervento di Bergamelli sul pallone, non c'erano neanche le estremi per il fallo, poi forse più Padalino che se la prende magari perché Bergamelli correndo gli passa sopra. Una partita sino a questo momento molto corretta, in questa circostanza sia l'arbitro che l'assistente erano molto vicini, hanno fatto bene comunque a richiamare solo verbalmente entrambi i giocatori. Per la Cremonese si stanno scaldando Françoise e Carlini. Guadagna un calcio di punizione la formazione di Vincenzo Torrente, che ha spezzato così la trama offensiva del Vicenza. Siamo nel corso del 9° minuto del secondo tempo. Il capitano Minelli che si incarica della battuta, abbiamo visto dare disposizioni dalla panchina. Torrente ai suoi uomini. È andato giù Castiglia, non c'è stata alcuna irregolarità secondo il direttore di gara. Si riprende quindi con la rimessa in favore del Vicenza effettuata da Padalino, non è riuscito a saltare di testa in zona d'attacco Tulli, scivola, poi perde l'aderenza sul terreno, sul piede d'appoggio Padalino e può ripartire quindi la Cremonese. Il lancio d'esterno destro di Palermo si stava allargando invece Caso. Molto bene, soprattutto sull'asse centrale, l'ho visto Palermo nel fraseggio, passaggi corti, poi come riescono comunque ad allungare su uno scarico la squadra, si è comportato molto bene in questo caso la linea difensiva vicentina, chiudendo immediatamente gli spazi. La chiusura di Caracciolo. Con le mani lo stesso numero 15 della Cremonese, che ricordiamo ha sostituito nel primo tempo l'infortunato Abate. Maggiore aggressione in questa fase iniziale del secondo tempo da parte del Vicenza, che riesce a fare un pressing non organizzato ma una pressione individuale. Abbiamo visto che ogni volta comunque giocatori avversari hanno la palla, vengono immediatamente dal giocatore più vicino limitati proprio con la presenza immediata davanti da loro e la linea della palla stessa. Tulli, il cross in mezzo, pallone bloccato con sicurezza da Bremez, e se non abbiamo sentito male è stato richiamato dalla panchina Simone Tiribocchi. Sì. È così, Lucio Michieli? Sì, è così, entrerà tra poco, non sappiamo ancora al posto di chi. Padalino ferma Caridi, che si lamenta con il direttore di gara, non riesce poi a tenere in campo il pallone. La rimessa della Cremonese, efficace la mossa di Lopez, che ha abbassato Padalino e che sta controllando agevolmente Caridi, che ora però va a rubar palla ad un avversario. Ha cercato di servire poi Casoli, che ha commesso fallo. Sta salendo un po' di nervosismo sul terreno di gioco e anche sugli spalti, si fanno sentire i tifosi del Vicenza. Fuori dalla propria area di rigore Ravaglia. El Hasni, attaccato immediatamente da Palermo. Il retropassaggio su Ravaglia, il suo lancio a cercare Tulli, sovrastato da Minelli. Palermo. Poi Armellino ha toccato per Caracciolo, rischia qualcosa Bremez, che poi larga ancora su Caracciolo. Sa giocare anche con i piedi, sì, il numero 1 della Cremonese. Un ottimo portiere, soprattutto per la categoria, esperienza, molto esplosivo tra i pali. Classe 77. Legge molto bene le situazioni, bravo in uscita, sempre molto freddo, abbiamo visto anche adesso comunque con i piedi, non perdere mai la testa, essere un difensore aggiunto in fase di costruzione del gioco.
cambierà poco per il Vicenza perché uscirà Tulli. Intanto Caridi in area di rigore ha tentato il tiro che è stato ribattuto da Padalino, poi non è riuscito ad arrivare sul pallone sulla ribattuta il numero 11 della Cremonese. Qui rivediamo l'azione di Bremez che con molta freddezza taglia fuori Tulli. El Hasni a cercare proprio Tulli che, come abbiamo sentito, tra poco lascerà il campo, sostituito da Simone Tiribocchi, ed eccolo il momento della sostituzione. Dunque finisce al 13° minuto del secondo tempo la gara. Io sono con Tulli. Tulli, prego. Allora, un primo tempo buono, secondo tempo adesso la sostituzione con Tiribocchi, questo Vicenza comunque sta facendo bene. Sì, abbastanza, è una partita dura perché il Cremonese è una buona squadra. Stiamo un po' facendo fatica sul gioco, però cercheremo di migliorare adesso, speriamo. Grazie. A me è piaciuto comunque nel primo tempo Tulli, si è dato un grande affare, si è sacrificato molto, ha cercato soprattutto di creare spazio per l'inserimento dei compagni, non è stato servito adeguatamente sotto rete, però è un giocatore che ha dato tanto stasera e credo che abbia ancora ampi margini di miglioramento. E qui abbiamo rivisto la spettacolare giocata di Palermo. Di Palermo. Sì, davvero molto bello. Sempre puntuale il nostro regista Pietro Sollecchia, di proporci momenti salienti della gara e anche le giocate più spettacolari di questa sfida tra Vicenza e Cremonese, che sono sullo 0-0 al 14°, siamo ormai nel 15° minuto della ripresa. Cremonese che ora viene attaccata e si rifugia in fallo laterale con Caracciolo, che è stato bravo qui a difendere palla nonostante la pressione dell'avversario. Il destro dalla lunga distanza, la visuale libera, legge bene la traiettoria del tiro. Bremez non si fa sorprendere nonostante un rimbalzo che poteva rendere velenosa questa conclusione. Sì, molto bravo, molto attento, ha reso facile questa parata che non era impossibile. Va bene comunque i giocatori del Vicenza ogni tanto a provare anche la sortita personale dalla distanza. Mentre vediamo che è cambiata la posizione di Giacomelli, punta centrale davanti al riferimento diventa Tiribocchi e sicuramente il numero 10 Vicentino in questa seconda parte del secondo tempo avrà più possibilità di muoversi andando incontro magari ai compagni di squadra per cercare di giocare più tra le linee, dove lui è molto bravo e veloce lì anche spalle alla porta, girarsi e rendersi pericoloso. Quindi stiamo parlando di una sorta di 4-4-1-1? Sì, sto guardando attentamente la posizione dei centrocampisti che in questo momento sono schierati a 3, abbiamo già detto dell'abbassamento con la linea difensiva del numero 2 Paladino, mentre vediamo che comunque davanti si alternano 3 giocatori, quindi è un modulo non ben definito, ma davanti comunque non mancano mai 3 giocatori offensivi. Fermato irregolarmente Castiglia nel palleggio, il contatto è stato con Palermo, già battuta la punizione. La fase di impostazione del gioco è un 4-2-3-1, proprio insomma, dislocazione di 3 linee con l'unico riferimento davanti, come abbiamo detto prima, Tiribocchi. La conclusione di sinistro sul fondo da parte di Casoli. È stato bravo ad accentrarsi, trovare Brighenti che gli ha proposto l'1-2 col suo movimento, portandovi via tutti e 2 gli avversari. Si è trovato la palla sul sinistro, ha schiacciato troppo il pallone, forse ha voluto calciare con troppa forza, aveva la possibilità, secondo me nel limite dell'area, di poterla controllare ancora e magari riuscire ad essere più preciso nella conclusione. Armellino non riesce a raggiungere ora Brighenti, fa salire Padalino. Mustacchio che poi non è riuscito ad arrivare sul pallone di ritorno del compagno. Ancora un colpo di tacco di Palermo che questa volta però prende in controtempo il compagno, si trattava di Bergamelli.
rimessa del Vicenza, Padalino, 2 uomini su di lui, la chiusura da parte di Palermo che viene spinto dall'avversario proprio sotto gli occhi del primo assistente Fabio Agher di Trieste, che ha indicato l'irregolarità al direttore di gara. Calcio di punizione in favore della Cremonese, lascia l'incarico della battuta a Minelli, Bergamelli. Il capitano batte proprio sul numero 3 della Cremonese, che poi con un lancio morbido va a cercare Brighenti, che allarga molto bene in area di rigore per Casoli. Gianni, in un primo tempo superato dall'avversario, ha recuperato immediatamente la posizione e ha messo in fallo laterale. È stato molto bravo, sì, perché sembrava aver perso l'uomo. Vediamo qua l'avversario che non controlla benissimo la palla e lui molto bravo. Intanto il tiro con deviazione in zona d'attacco da parte di Brighenti. Palla sul fondo, qui Brighenti aveva preso il tempo a El Hasni, era già a terra per intervenire sul pallone Ravaglia, non è riuscito ad inquadrare la porta Brighenti. Era stato spiazzato dalla traiettoria proprio dall'intervento. Non ho capito bene se è stato Brighenti a intervenire sul pallone o il difensore stesso a toccarla e a deviarla fuori. Non c'è stata nessuna protesta comunque da parte di Brighenti, no, quindi probabilmente è stato lui a toccare il pallone per ultimo. Rilancio di Castiglia. Di Matteo riesce ad andare via in velocità. L'intervento, secondo il direttore di gara, è sul pallone da parte di Caracciolo, che ora va a chiudere anche su Giacomelli. Viene spinto alle spalle il numero 15 della Cremonese. Proteste da parte di Giacomelli. Sta bene, si vede che ha ancora molta energia, attaccare ogni avversario che è in possesso di palla, lo fa da solo, lo fa cercando di rubare il tempo. Un giocatore davvero molto bravo, è cresciuto molto in questi anni, su di lui gli occhi di tante squadre anche di categoria superiori. Io credo che questo ragazzo comunque, se non dovesse raggiungere la categoria superiore direttamente col Vicenza l'anno prossimo, molto probabilmente calcherà campi più importanti calcisticamente per lui. Panchine tranquille o infuocate in questo molto tranquille, momento? perché Lopez sta dando poche indicazioni, ha scherzato un po' con l'arbitro poco fa perché ha interpretato al contrario, diciamo, secondo lui alcune decisioni. Torrente invece dice non ce ne va bene una. Lancio troppo profondo ora per Giacomelli, aveva provato a servirlo Sbrissa. La rimessa però è in favore dei biancorossi, perché c'è stato un tocco da parte di un difensore della Cremonese. Guadagna ancora un angolo il Vicenza. La chiusura è stata di Caracciolo, chiede attenzione ai compagni. Ora Bremez, salgono i saltatori della formazione biancorossa, pallone sul quale arriva Avogadri, poi fermato Caridi. Bravo Palermo però a servire un buon pallone che viene sprecato da Armellino. L'intenzione era buona, molto bene Palermo a giocare sempre di prima per Armellino, che voleva sfruttare comunque l'inserimento del compagno che si sarebbe trovato da solo davanti alla porta, non la colpisce molto bene e comunque l'azione era giusta. Squadre che ora si sono molto allungate, ci sono ripartenze continue da una parte e dall'altra, ma i portieri da qualche minuto sono inoperosi. Sì, è vero, soprattutto il Vicenza lo fa più quel secondo tempo per vie centrali,
grazie soprattutto all'ottimo lavoro che stanno facendo i due giocatori, il numero 4 e il numero 8, Castiglia e Sbrissa, che si trovano molto bene tra di loro. Sono due incontristi che fungono da registi bassi ma hanno anche delle buone qualità in fase di spinta. La Cremonese che ha deciso di abbassare, di far spingere di meno soprattutto Avogati, che nel primo tempo ha agito più da centrocampista aggiunto, sta giocando forse troppe palle lunghe, non riesce a ragionare secondo me, soprattutto quando deve abbassare il ritmo, quando deve alzarlo, sfrutta solamente la qualità degli esterni sull'1 contro 1 e questo probabilmente il penalizza, perché è una squadra che se riesce a giocare soprattutto in ampiezza come vuole Torrente riesce a mettere in difficoltà gli avversari. Prova a distendersi ancora il Vicenza, il servizio è troppo profondo per Simone Tiribocchi, che sta sicuramente dando un apporto alla propria squadra, dandogli un po' più profondità nella manovra, ma fino adesso non è mai stato servito in modo efficace dai compagni. Sì, è vero, è abbastanza statico davanti Tiribocchi, difficilmente i compagni di squadra riescono a trovarlo e a servirlo, soprattutto a servirlo e fare in modo che possa essere pericoloso. Un giocatore che predilige giocare in quella posizione ha bisogno comunque del sostegno di qualche giocatore vicino e va servito secondo me nella maniera adeguata. Padalino immediatamente attaccato, va giù, non c'è fallo da parte di Caridi, che resiste anche alla carica di Castiglia, poi cerca un servizio per vie orizzontali su Armellino, che riesce a recuperare palla ma sfuma nel frattempo la sorpresa, l'azione di ripartenza della Cremonese, che prova comunque ancora a costruire con Caridi. Il suo tocco per Brighenti, che era scattato in area di rigore. Non si sono fatti sorprendere i difensori centrali del Vicenza. Giacomelli. Sono stati bravi in questa circostanza ma sono scappati tutti e due e Caridi secondo me, se riesce a leggere prima in anticipo quella situazione, riesce comunque a portare la palla, perché non aveva nessun avversario davanti e lui di solito quelle giocate lì riesce a essere molto più concreto e molto più efficace. E le indicazioni di Torrente sono tutte per Casoli e Caridi, chiamati ad accentrarsi, a puntare e cercare di andare in porta. Sì, è giusto Lucio, anche perché comunque dietro la linea 3, se vuoi fargli male devi cercare comunque di non dargli punti di riferimento con i tagli, dove i giocatori sono molto bravi e molto preparati, perché se ti fai trovare lì, ti fai trovare fermo, comunque sei molto prevedibile ed è facile marcarti, quindi concordo su quello che tu hai detto e soprattutto sull'intervento di Torrente. Conosco molto bene Vincenzo, so come lavora e credo che stasera si aspettasse qualcosina in più forse dai propri esterni offensivi. 25esimo minuto del secondo tempo che sta scadendo ora, 0-0 al Romeo Menti tra Vicenza e Cremonese. Deve ancora intervenire il direttore di gara per un fallo a centrocampo, uno scontro tra Caracciolo e Castiglia. Concesso il calcio di punizione in favore della formazione veneta. Battuto proprio all'indirizzo di Castiglia, lancio troppo lungo per Padalino a metà strada tra il numero 2 biancorosso e Mustacchio, che stava rientrando. Palermo taglia fuori Castiglia, riesce a servire Caridi, che cambia gioco, va a cercare Casoli. Questa è una di quelle circostanze a cui facevo riferimento prima, largando così il gioco con questi cambi di campo costringi comunque un centrale difensivo avversario ad uscire, e ne rimangono solamente due perché comunque Padalino, anche se è bravo a fare la fase difensiva, arriva spesso in ritardo nelle diagonali, quindi questo cambio di gioco secondo me ci vorrebbe magari una giocata subito immediata centrale, perché loro lì sono bravi a reinserirsi, soprattutto Palermo, quindi va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche. Casoli guadagna fallo laterale Avogadri, pallone servito ancora in profondità, non si chiude la triangolazione tra Avogadri e Armellino, si rifugia in fallo laterale il Vicenza.
Casoli, il suo tentativo di cross dal fondo ribattuto da un avversario, allontanato poi la difesa biancorossa, che viene nuovamente schiacciata nella propria metà campo dall'atteggiamento intraprendente della Cremonese, che recupera immediatamente palla. Palermo non riesce ad andare via nella gabbia, poi Tiribocchi. È troppo solo. Giacomelli, forse per generosità, arreta troppo nella fase di transizione di non possesso per cercare di dare una mano ai compagni, però una volta che riconquista la palla, che effettuano questa giocata su Tiribocchi, ha bisogno comunque di un giocatore. Io credo che forse Di Matteo da una parte e Mustapio dall'altra devono preoccuparsi forse di più della fase difensiva e cercare di liberare un giocatore con le qualità di Giacomelli e farlo giocare più vicino possibile a Tiribocchi. Un errore intanto da parte di Padalino, ha capito tutto Palermo e riconquista palla la Cremonese con Caridi, che viene immediatamente raddoppiato. Scarica allora su Bergamelli, difende palla, la cede a Palermo, proprietà di palleggio da parte della formazione di Vincenzo Torrente, che poi non riesce però ad andare sul fondo. La chiusura è stata di Padalino. Adesso la Cremonese, soprattutto con i due difensori centrali in questa fase della partita, riesce ad alzare il baricentro portando su proprio uno di questi due giocatori in fase di impostazione. Poi riescono a farlo nella costruzione del gioco, riescono a farlo come in questo caso con Minelli, che porta sulla palla in conduzione, in modo tale da far alzare anche i centrocampisti e portare più giocatori nella metà campo avversaria. Lopez pensa a delle mosse, sicuramente manderà in campo Cinelli, ma la panchina del Vicenza è molto giovane, ci sono addirittura 3,93 e 1,94. Sono tanti in effetti i giocatori che mancano a disposizione di Lopez in questa partita, soprattutto giocatori importanti che sono mancati, come lo stesso Jadid, Maritato, Vinci, Marchiori, e nonostante le difficoltà comunque questa è una squadra che ha imparato a non mollare mai. Mezz'ora del secondo tempo, calcio d'angolo in favore della Cremonese, quando siamo ancora fermi sul punteggio iniziale di 0-0. Sale anche Minelli in area di rigore per la Cremonese e anche Caracciolo. Il pallone in mezzo, allontanato da Ravaglia, riconquistato ancora dalla formazione di Vincenzo Torrente. Armellino gioca un buon pallone, riesce a mandare in avanti Avogadri, il suo traversone troppo profondo direttamente su Ravaglia. Che gioca su El Hasni, riceve ancora da Castiglia. Adesso poter avanzare il proprio gioco, si muovono poco davanti ai giocatori vicentini, i centrocampisti soprattutto gli esterni credo che stiano pagando le fatiche di una partita davvero molto intensa fino a questo momento. Ci ha provato da lontano Casoli, c'è stata ancora una deviazione, usufruisce quindi ancora di un corner la Cremonese, inquadrato il direttore di gara, il signor Sacchi di Macerata. Sempre tutti dentro i giocatori del Vicenza a difendere, con un uomo sul palo, uno sul secondo, due uomini a zona sulla palla e gli altri a marcare. L'unico che rimane fuori al vertice è il numero 10 Giacomelli. Nuovo angolo. Altra soluzione diversa da tutte le altre, abbiamo visto cercare la spizzata, l'inserimento sul primo palo di Casio, che è stato bravo a tagliare davanti al diretto avversario e all'uomo sul vertice davanti al primo palo. Pallone che arriva proprio nella lunetta dell'area, l'ha allontanata Giacomelli, viene rimessa in avanti poi da Caracciolo, quindi Casoli da lontano non è riuscito a trovare la coordinazione, calciato con il corpo all'indietro questo pallone. E non era facile, un pallone comunque aveva controllato bene, ma si è allungato troppo il passo. Qua possiamo rivedere la spizzata, c'è subito l'intervento in uscita, controlla molto bene
poi calcio quando la palla si sta alzando, quindi in quelle circostanze, al di là poi dell'aspetto, come hai detto giustamente tu Beppe, del corpo all'indietro, è molto difficile tenere il pallone basso. Ha cercato il controbalzo anche per anticipare l'intervento del difensore vicentino che stava chiudendo su di lui. Le indicazioni di Torrente all'indirizzo di Palermo, chiamato ad essere protagonista sui calci piazzati. 33esimo minuto del secondo tempo. Guadagna qualche metro ora la Cremonese. È stato Gianni ad atterrare Brighenti. Calcio di punizione dalla tre quarti per la formazione di Torrente, che riesce così a portare di nuovo in area di rigore avversaria i propri saltatori. Dentro ci sono anche Minelli e Caracciolo, i due difensori centrali. Si inserisce anche Bergamelli, pallone spizzato da Casoli di testa proprio in favore del compagno. Poi Palermo dalla distanza, in difficoltà Ravaglia, si rifugia in angolo. Ha detto bene Lucio, l'allenatore si aspettava da questo giocatore comunque maggiore incisività, l'ha subito ripagato con un gran tiro alla distanza. Ha detto bene Ravaglia a non cercare di trattenere quel pallone, era coperto, l'ha visto all'ultimo, avendolo colpito Palermo d'esterno, era una traiettoria non semplice da poter intuire. Ottavo tiro dalla bandierina per la Cremonese, il colpo di testa di Caracciolo, che si è però appoggiato sulle spalle di un avversario. Ha visto tutto il signor Sacchi. Qui rivediamo Strattonato El Hasni. Sì, lo stesso Minelli forse anche era un'azione fallosa sul diretto marcatore. Abbiamo visto molto bene Brighenti tagliare sul primo palo, il movimento ad uscire sul secondo dei due difensori centrali che sono arrivati ancora una volta ad impattare la palla. Credo che deve stare attento il Vicenza, sia sulla marcatura dei diretti avversari e soprattutto sulle risalite. Una volta che respingono la palla fanno fatica ad uscire e si trovano sempre l'avversario comunque nella propria metà campo. Pallone controllato male da Casoli, che è stato attaccato da Di Matteo. Verticalizzazione intercettata a Gianni. El Hasni allarga per Padalino. Ancora il franco-tunisino. Ricordiamo che la prossima settimana la Cremonese avrà un turno in casa contro il Venezia, mentre per quanto riguarda il Vicenza ci sarà la trasferta a Reggio Emilia contro la Reggiana. Ci credi di più secondo me la Cremonese in queste... Intanto che Aridi di testa ben servito forse, da Palermo, forse no, si trattava di Loviso. Pronta la sostituzione per la Cremonese, intanto vedete col numero 17 pronto Françoise, uscirà Caridi. Caridi che ha speso tantissimo, viene richiamato dunque il numero 11 della Cremonese da Torrente dentro Françoise. Siamo con Caridi, allora buona la vostra prova, vi è mancato il gol. Sì, credo abbiamo fatto una buona gara, siamo stati compatti, abbiamo giocato da squadra, abbiamo cercato di fare gol, però qualche occasione la traversa ce l'hanno impedito. Grazie. Giocatore di indubbie qualità, a me è piaciuto molto anche stasera. È chiaro che da questo giocatore si aspetta sempre che risolva la partita, grande fantasia e imprevedibilità, quando in giornata sa essere devastante, soprattutto nel mettere i compagni in condizioni di segnare. Nonostante non sia più giovanissimo, è sempre un lusso per questa categoria. E ora si deve guardare il Vicenza anche dalla freschezza e dalla velocità di Françoise. Abituato a entrare partite in corsa, risulta spesso decisivo. Giocatore molto veloce. Eccolo in area di rigore, controlla il pallone, la sua conclusione bloccata da Ravaglia. Ha fatto vedere subito le sue caratteristiche, la sua qualità. Biglietto da visita. È uno molto bravo, velocissimo, riesce sempre a prendere il tempo al diretto avversario, molto bravo in area, è riuscito a liberarsi dell'uomo, a centrarsi e ha calciato con poca forse convinzione, con poca potenza.
Ecco la sua azione, è riuscito ad andare via in velocità e a tenere a distanza Padalino. Mentre Palermo in questi ultimi minuti si è alzato a agire proprio da seconda punta, da trequartista, lui che comunque predilige giocare in quella posizione, in quella porzione di campo, delle grandissime qualità anche lui. Stasera ha fatto vedere le cose molto importanti, abbinando sia qualità tecniche, comunque anche un ottimo impegno nella fase di interdizione e nella fase di non possesso palla. François aveva provato ad innescare Brighenti, che era rimasto un po' fermo sulle gambe. Ha speso tanto questo giocatore, perché davvero stasera ha fatto un lavoro grandissimo, ha dato una mano ai compagni, abbiamo detto prima, non si è mai risparmiato, ha fatto risalire la squadra, ha dettato i tempi di gioco, ha tenuto il pallone quando c'era bisogno di tenerlo e far respirare la manovra e i compagni. Un giocatore molto bravo, si riesce a migliorarsi in fase di finalizzazione, credo che possa farlo con maggiore esperienza, diventare un giocatore completo. Palermo intanto ha intercettato sulla tre quarti difensiva un pallone pericolosissimo, impedendo la ripartenza alla Vicenza. È stato lui poi a dare il là all'azione della Cremonese, che non si è però concretizzata. Travaglia con le mani per El Hasni, il lancio di Castiglia a cercare Tiribocchi, che controlla per Giacomelli, prima di lui ci è arrivato Loviso. Altra sostituzione per la Cremonese, uscirà Brighenti, sta per entrare Carlini. E questa è la terza mossa dunque di Vincenzo Torrente. Intanto François controlla bene il pallone, si accentra, serve Casoli ancora dentro per François, non ha calibrato bene il lancio il numero 7 della Cremonese, ed eccolo il cambio. Esce dunque al 39esimo, 40esimo ormai del secondo tempo uno stanchissimo Brighenti, al suo posto con il numero 18 in campo Carlini. Effettuate tutte e tre le sostituzioni da parte di Vincenzo Torrente. Siamo con Brighenti, allora questa Cremonese continua a giocare e vuole il gol. Sì, diciamo che la partita l'abbiamo fatta prevalentemente noi oggi e penso che meriteremo qualcosa in più del pareggio. Grazie. Non cambia sostanzialmente niente come disposizione tattica, gira il neoentrato Carlini da prima punta, una punta dinamica, di grande movimento, è molto veloce nel lungo ed estremamente rapido negli spazi stretti, dove può andare via per qualità qualsiasi avversario. Trattenuto Giacomelli, c'è calcio di punizione in favore del Vicenza ed è stato estratto anche un cartellino giallo all'indirizzo del capitano della Cremonese, Minelli. Intanto Lopez ci ha ripensato, perché Cinelli stava per entrare sul terreno di gioco, adesso invece ha rimesso il fratino ed è ritornato in panchina. E probabilmente l'allenatore aspetterà l'esito di questo calcio di punizione, palla inattiva, molto interessante. 4 minuti dal 90esimo più eventuale recupero. 2 uomini in barriera a coprire il primo palo, Giacomelli sul pallone, il suo destro a cercare il palo lontano. Un peccato, perché un giocatore con le sue qualità solitamente da quella posizione, col piede che ha, riesce a essere molto più preciso e più pericoloso. Credo avesse intenzione di calciare direttamente in porta, o comunque una traiettoria verso la porta per favorire l'intervento di un compagno, calciare direttamente a rete. Uno dei pochi errori comunque di questo giocatore in una serata dove credo che sia emerso nuovamente il suo grande carattere e spirito di sacrificio oltre le qualità tecniche. Mustacchio va ad attaccare Bergamelli, recupera palla poi su Palermo, il lancio troppo precipitoso. Ma non era sbagliata l'intenzione. Tiribocchi. Non E era Tiribocchi sbagliata. sta chiedendo scusa al compagno. Esatto, perché Castiglia comunque aveva giocato in profondità.
per un eventuale taglio di Tiribocchi. Tiribocchi si sa che è molto bravo su questi palloni ad andare ad attaccare lo spazio verso la porta. In area di rigore il pallone di Françoise per Carlini, è andato a strozzare la conclusione. Era una buona occasione, qua possiamo rivedere il difensore vicentino che spizza la palla lì indietro. Carlini ci arriva col sinistro, però non riesce a calciare molto bene, non riesce ad essere preciso. Poco più di 2 minuti più recupero al termine della sfida tra Vicenza e Cremonese. 0-0 il punteggio, con la Cremonese più propositiva alla ricerca del gol. Vicenza che fatica ad arrivare dalle parti di Bremez, intanto fermato irregolarmente Françoise da Mustacchio. È stato bravo il francese a prendere tempo al diretto avversario, tagliarli davanti e difendere bene il pallone. Conquista una punizione importante in questi ultimi minuti di gioco. Bremez, cercare Palermo che controlla con il petto il lancio in direzione di Françoise, che è stato anticipato. Poi Mustacchio l'ha buttata davanti dove non c'era nessun giocatore biancorosso. Minelli con calma, Bergamelli verticalizza su Palermo che poi sbaglia l'appoggio su Françoise, chiede scusa ai compagni. E Lopez chiede concentrazione ai suoi, soprattutto in fase difensiva in questi ultimi minuti. È importante che la linea difensiva comunque si comporti bene in questi ultimi minuti, perché la Cremonese, soprattutto con i 2 cambi, ha dimostrato di crederci, di volerci credere fino in fondo per portare a casa i 3 punti importanti, e soprattutto visto il momento non tanto positivo della squadra di Torrente, anche se stasera c'è da dire che la linea difensiva 3 a me è piaciuta tantissimo, con i 3 interpreti, Camisa, El Hasni e Gianni, che sono stati molto bravi. Le volte che ha rischiato la sostituzione, intanto è uscito Padalino con qualche problema, è entrato Cinelli. Allora, questo Vicenza ha cercato di fare la partita, avete subito un po' troppo la Cremonese, perché? Sì, no, una squadra di qualità, infatti ci ha messo un po' sotto, noi dovevamo forse essere un po' più aggressivi, soprattutto sulle seconde palle. Però dimostra comunque che nonostante la difficoltà siamo ancora tocchiamoci in pareggio, è una squadra diversa da quell'anno scorso. Grazie. Sì, sicuramente una squadra completamente diversa da quella che abbiamo avuto modo di vedere la stagione passata. Fatto gli scongiuri ovviamente per questa fase finale dell'incontro Padalino, che è stato costretto a lasciare il campo. E come vedete saranno 3 i minuti di recupero. Grazie a Lucio Micheli. 3 minuti di recupero dunque, e mancano ancora 20 secondi prima del 90esimo. Françoise, 2 uomini su di lui, riesce a venire fuori dalla gabbia in qualche modo e a servire Bergamelli, quindi Palermo che cambia gioco. Pallone in area, la possibilità della conclusione sul secondo palo, non rischia il Vicenza. Molto bravo Carlini, molto bravo sull'apertura di prima intenzione da parte di Palermo, bravo Carlini a controllare la palla, qua vediamo spalle alla porta, elude l'intervento del difensore, si sposta la palla, va sull'esterno, prova a tirare in porta, la colpisce male, la schiaccia troppo, non c'è stato l'inserimento sul secondo pallo di François, che secondo me se ci credeva poteva davvero portare la sua squadra sull'1-0. Battuto l'angolo con sicurezza Ravaglia, spinge alla ricerca del gol del vantaggio la Cremonese, si difende poi alleggerisce come in questa occasione il Vicenza. Se n'è andato il primo minuto e mezzo di recupero, ce n'è altrettanto da giocare, affiora la stanchezza tra i biancorossi e con la stanchezza anche un po' di mancanza di lucidità. Françoise ora si è spostato a destra, a sinistra c'è Casoli,
Centralmente ancora Carlini, intervento giudicato regolare da parte del direttore di gara. Era stato di Cinelli, toccato sul piede d'appoggio poi da Avogadri. Ha fatto bene il difensore cremonese a fermare l'iniziativa della squadra avversaria, soprattutto perché comunque non erano coperti dietro, si erano alzati entrambi gli esterni, quindi un fallo tattico al momento giusto. 30 secondi ancora da giocare, scarsi, 0-0 tra Vicenza e Cremonese, palla in fallo laterale. Vicenza che prova a chiudere in attacco dopo aver subito a lungo anche l'iniziativa della formazione di Vincenzo Torrente. Una serie di batti e ribatti, la chiusura di El Hasni. Se ne sono andati 3 minuti di recupero concessi dal signor Sacchi, che lascia concludere questa azione al Vicenza, che guadagna un calcio d'angolo, ma non c'è tempo. Arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda le squadre negli spogliatoi. Finisce 0-0 tra Vicenza e Cremonese. Perché alla fine, per quello che si è visto in questi 90 minuti, il risultato sia giusto. Il Vicenza era chiamato a fare una partita importante, a conferma dell'ottimo periodo della squadra di Lopez. Ha fatto molto bene la fase difensiva, giocando con 3 interpreti dietro che hanno fatto bene, stati molto bravi, soprattutto perché davanti la Cremonese giocatori di una grandissima qualità. Molto bene la Cremonese, soprattutto fine primo tempo e nel secondo tempo ci ha creduto di più. Ritengo che comunque la settimana passata in semi ritiro sia servita a questa squadra, che rimane secondo me comunque la grande favorita per la vittoria di questo campionato. E noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi torneremo qui in diretta dal Romeo Menti di Vicenza, dove c'è già pronto il tecnico del Vicenza Lopez con il nostro Lucio Michieli. Di nuovo in diretta dallo stadio Menti, 0-0 Vicenza Cremonese. Lopez, cosa vi è mancato? Lei ha detto che è mancato Jadid, un po' di geometria a centrocampo. No, è mancato sicuramente uno che ci desse le geometrie a centrocampo come sa fare lui. Poi abbiamo pagato la condizione fisica di 2 o 3 giocatori che venivano da infortuni, tipo Padalino, insomma anche Castiglia che ha sbagliato molti passaggi. Abbiamo giocato veramente male, però penso che dopo tante partite giocate bene e tanti risultati fatti consecutivamente questo ci possa stare. Il risultato è buono, la Cremonese ha giocato un'ottima partita. No, la Cremonese ha giocato molto bene, meglio di noi. Il risultato a me sta bene, sarà sicuramente meno bene a Torrente, però insomma ci sta, a noi va bene così oggi. Grazie. Tra poco avremo anche Torrente. Sì, e intanto noi dalla postazione, Paolo, possiamo dire che è stata una gara molto piacevole, alla quale è mancato soltanto il gol. Sì, molto lucida e critica l'analisi dell'allenatore del Vicenza. Io ritengo che comunque la squadra oggi non si sia comportata male, tanti infortuni l'hanno privato di uomini importanti come sottolineava lui, ma davanti ha trovato probabilmente un'ottima Cremonese che ha giocato una grandissima partita da squadra vera. Vincenzo Torrente con Lucio Micheli. E i complimenti sono arrivati in diretta, quindi avete giocato una grande partita, vi è mancato il gol, Lopez ha detto che avete giocato meglio. Sì, direi proprio di sì, è mancato soltanto il gol, peccato perché era una buona occasione per quello che abbiamo creato. Rimane il fatto di una grande partita e quindi di un gioco che presuppone insomma, che sia in crescita. Sì, ho ritrovato la mia squadra dell'inizio dell'anno. Questa è la nota positiva, peccato per il risultato. Questo è il terzo pareggio, in tutte e 3 le occasioni meritavamo sicuramente di più. Adesso però c'è il Venezia in casa. Sì, adesso abbiamo il Venezia, dobbiamo continuare a giocare in questo modo, cioè sicuramente arriveranno i risultati. Una parola su Palermo. Ma non solo su Palermo, su tutti, sono stati tutti bravissimi. Grazie mister. Ebbene, abbiamo sentito le parole di Vincenzo Torrente, sicuramente contento, soddisfatto, dice ha ritrovato la sua squadra dell'inizio di stagione. Sì, una squadra che
riesce sicuramente, quando è in condizione, ad esprimere le proprie qualità tecniche che sono da categoria superiore, ma per farlo deve far sì che i giocatori riescano a fare bene entrambe le fasi, quella difensiva e quella offensiva, tirando fuori sia le caratteristiche personali che hanno, ma soprattutto avere quello spirito di squadra che stasera hanno dimostrato. Questa Cremonese, l'ho detto prima e lo confermo, credo che rimanga comunque la squadra da battere. Grazie a Paolo Tramezzani per il commento tecnico di questa sfida tra Vicenza e Cremonese che è finita 0-0, grazie a Lucio Micheli per l'ottimo lavoro svolto da bordo campo, grazie al nostro regista Pietro Sollecchi e a tutta la sua squadra tecnica e naturalmente grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buon proseguimento di serata.